Il banditismo tra 6 e 700 è un banditismo che si colora di ribellismo antisistemico, non è semplice ladroneggio. Abbiamo delle bande che parteggiano per una posizione politica, per l'altra posizione politica, ma che connotano di colori politici il loro operato. Siamo in un'epoca completamente diversa da quella che poi si prefigurerà nell'Ottocento. E in questo ovviamente l'istituto del guidaje, del salvacondotto, sarà lo strumento che inizieranno a utilizzare gli spagnoli e poi utilizzando moltissimo i piemontesi per cercare di combattere i banditi sardi, cioè utilizzando banditi contro banditi fondamentalmente. Nel Settecento, pensate voi pensate veramente che quando si parla di sottomissione della Sardegna, a me piace sempre tornare su questo argomento, hanno parlato, no? Nella Carta degli ingegneri piemontesi del 1750, che altro non era che una ricognizione dello Stato della Sardegna, cioè in che condizioni è questo popolo. Sapete cosa dicono della Nurra? Gli ingegneri piemontesi, per ne conchi che ne paghi guadetas, popoli non conquistati che non pagano tasse. Quindi l'effettiva idea di dominio della Sardegna è molto discutibile. E il mancato prelievo fiscale è proprio uno degli aspetti principali dell'assenza effettiva di una sottomissione, di un controllo evidentemente da parte di su queste popolazioni. Durante la guerra di successione spagnola anche la Sardegna parteggia ora per una parte, ora per l'altra, soprattutto la Gallura che è carlista e viene sconvolta veramente da fini di ribellione. Pensate che nel 1727 per cercare di convincere gli abitanti di Agios a pagare le tasse si deve ricorrere alla truppa, perché gli abitanti di Agios sono piuttosto renitenti e ribelli a pagare le tasse, poi c'è anche il Sirio dopo tra l'altro, nel 1850, renitenti a pagare appunto le tasse. Quindi la Gallura è sconvolta da fremiti di ribellione, di lotta intestina. Però che spirito anima queste contrapposizioni? Uno spirito di indifferenza alla fine e di cerca rassegnazione. Per noi non va vittori, non importa che l'ha vinto, o Carlo V ossia Filippo Imperatori. Cioè, i galluresi dicono non ci importa niente che vinca Filippo V piuttosto che Carlo III, perché tanto la situazione non cambia. Questo è già un primo germe, però guardate, di consapevolezza politica, cioè all'interno del ribellismo sardo si capisce che questi grandi teatri di battaglia europei, alla fine all'interno della storia sarda, calati nella realtà sarda, poco evidentemente potevano cambiare alla situazione di difficoltà, di miseria che la Sardegna aveva in quegli anni. Il passaggio al governo sabaudo dei piemontesi scatenerà una ondata di ribellione in Sardegna. Molti assolutamente non volevano accettare la nuova presenza politica affidata, come sappiamo, dopo il Trattato di Londra del 1718. E famiglie ricche, come adesso vedremo di Vitala di Lulfi, decisero di sfidare apertamente il potere regio. Decisero di abbandonare le proprie case e di scendere in campagna con i propri bravi, i propri dadi, e di combattere a viso aperto il governo piemontese. E in questo sicuramente è una delle figure più belle e più poetiche anche del banditismo sardo, rappresentata da Donna Lucia Tedde di Vitala. Donna Lucia Tedde di Vitala è una donna di Lulvi, capo di una banda di nulvesi, che ci descrive appunto il Costa, armata come di stocco e di fucile, uscire in campagna e affrontare a viso aperto i nemici senza paura. A questa donna si unirà Giovanni Fais, bandito di Chiaramonti, che dall'età dei 15 anni, per un omicidio commesso per vendetta nella piazza del paese, sarà latitante. Molto bella in questa storia perché la moglie di Giovanni Fais, Chiara Unali, stringerà un rapporto di amicizia vera con la Lucia Tedde di Vitala, e insieme, fondamentalmente rappresentando un po' le amazzoni in questo periodo, le figure di guerriere amazzoni del banditismo sardo. La terza figura molto importante è la banda di Leonardo Marcello, cosiddetto di Pozzo Maggiore. Pensate che con Leonardo Marcello il governo sabaudo intratteneva un cartario e rapporti diplomatici privati, perché pensavano fondamentalmente potesse essere una garanzia contro un eventuale sbarco straniero nell'isola. Quindi pensate la quantità e la qualità di forze che questi banditi potevano effettivamente mettere sul campo. Parliamo di centinaia di armati. E adesso abbiamo una conferma, perché queste tre bande, Leonardo Marcello, Giovanni Fais, Donna Lucia Tedde di Vitala, abbiamo detto,
affronteranno le truppe piemontesi nella famosa battaglia del Sasso di Chiaramonti, dove pensate che i piemontesi per combattere utilizzeranno 2000 uomini e 400 cavalieri per sgominare questa banda. Questo ci dà, i numeri ci danno l'effettiva consistenza di cosa si trattava veramente combattere queste persone. L'esito di questa battaglia è che Menaldo Marzedu verrà arrestato, Giovanni Fais riuscirà a fuggire, prendere la via della Corsica, da dove ritornerà nel 1760 e avrà una morte un po' triste. Nel 1774 verrà ammazzato a colpi di scure da 2 banditi. Mentre Donna Lucia Tede dell'Itala riuscirà a sottrarsi dall'accerchiamento e otterrà la grazia 2 anni dopo. Che cos'è quindi l'aspetto che... Possiamo definire noi queste persone dei banditi nel senso deleterio del termine? Direi di no. Possiamo parlare di guerriglieri. In particolare Donna Lucia Tede dell'Itala era filo-spagnola, avversava nell'Anglona, che era un territorio ricco e fertile, l'estendersi e radicarsi del potere sabaudo. Quindi attenzione, perché in questo caso possiamo per esempio parlare di un parastato che addirittura arrivava a sfidare lo Stato apertamente, a imporre le tasse. Facciamo un esempio pratico: nel villaggio di Chiaramonti, Giovanni Fais e Donna Lucia Tede dell'Italia arringheranno la folla a non pagare le tasse piemontesi. Vedete la venatura politica di questa protesta, vedete la consapevolezza, per quanto sicuramente da codificare, per quanto sicuramente da pulire in questo senso, ma un certo ribellismo politico all'interno di queste rivendicazioni. In questo periodo quindi si crea veramente una saldatura molto forte tra nobili, banditismo, e in un secondo momento vedremo anche il clero. Perché tra nobili e banditismo? Perché lo Stato piemontese, più dello Stato spagnolo, cercherà evidentemente di penetrare in Sardegna e di dare un assetto proprio amministrativo e giudiziario, cioè evidentemente cercherà di uniformare al modello di terraferma la Sardegna. In questo però si opponevano evidentemente i baroni. Perché? Perché il barone voleva amministrare da sé il suddito, voleva esercitare la propria giustizia, voleva imporre le proprie tasse, quindi si crea una sorta di dicotomia: giustizia dello Stato, giustizia del barone. E quale modo poteva, e quale mezzo, quale strumento poteva contrapporsi a questa spinta totalizzante, a questa spinta omologante, a questa pianificazione di un governo piemontese? I banditi. Ogni nobile aveva i propri bravi, che erano veramente l'esercito del feudatario e che veramente, come abbiamo visto, erano in grado di contrapporsi al potere centrale. Un grande proprietario di Milis, Francesco Maria Boil, non so se avete mai sentito. Sì, siamo dalla zona. sì. Siamo dalla zona. Francesco Maria Boil vantava e proteggeva banditi come i fratelli Vilipperi, Baldassarre Carboni, per esempio, di Filanova Monteleone. C'era proprio protettore, mangiava una casa sua, viveva una casa sua, proteggeva i suoi averi, le sue sostanze, no? Il Rosas, per fare un esempio pratico, di Pozzomaggiore, ancora sempre in questa come tipologia di bandito, ha servito evidentemente al nobile, e Peppe Bundu di Bonorco, uno dei più famosi banditi dell'Ottocento. E il clero cosa c'entra in tutto questo? Il clero, se in un momento, se così vogliamo dire, cerca di stare lontano evidentemente dai banditi o di condannare in taluni casi l'operato di certi banditi, quando con la legge del 15 aprile del 1851 vengono abolite le decime ecclesiastiche, e quindi il fatto che la decima ecclesiastica è importante per la Chiesa, vero? Allora la Chiesa progressivamente si sposterà verso posizioni di ribellismo sociale, anche lei, Spontaneamente. non spontaneamente, interessatamente, però si sposterà verso questa posizione. Un esempio pratico è che il moto disvenuto del 1868 a Nur verrà sostenuto dalla Chiesa. Ma verrà sostenuto perché? Perché lo Stato, sia per questa ragione palese, sia anche per l'inasprimento del rapporto Stato-Chiesa dovuto alla questione romana, evidentemente verrà percepito come un nemico. Quindi il ribellismo antistatale verrà addirittura in questo senso fomentato. Se così possiamo dire, tra il 1794 e il 1802 la Sardegna viene scossa da frenti di ribellione. Sapete, le figure di Giovanni Maria Ingiuri, sicuramente il premio rivoluzionario sardo, giudice della Reale Udienza, che cercherà effettivamente di ribaltare la situazione, cercherà effettivamente, probabilmente il più concreto tentativo di liberazione nazionale
Sardegna, e nel 1802 il sfortunato tentativo del teologo Francesco Sannacorda e del notaio cagliaritano Francesco Cilocco, che cercheranno, anche in questo caso, di avvalersi di banditi per assecondare evidentemente i propri progetti della creazione della Repubblica Sarda indipendente. In questo caso il bandito aggese Pietro Mamia, noto Luzitta, se nel primo momento si mostrerà favorevole, sì, ti aiuto io, o uomini, posso mobilitare diversi gruppi di banditi per sostenerti, subito dopo lo tradirà, e una volta tradito sappiamo le fini che faranno Sannacorda. Sannacorda cadrà sotto il fuoco di 75 carabine, battendosi come un eroe della torre di Longonsardo, suo quartiere generale, e Francesco Cilocco a Sassari, a fine di Checco, ricorda la fine di quest'uomo. Checco e Francesco Cilocco, che verrà sottoposto a Piazza Tola, a Carramanna, a Sassari, a uno dei più strazianti, veramente una delle più strazianti esecuzioni che si ricordi a memoria d'uomo in Sardegna. Francesco Cilocco verrà sottoposto alla tortura del pendolo o urlo, strappo, questo lo dico giusto per capire, quindi alzato su insomma con una fune e poi fatto scendere improvvisamente, dato lo strattone e potevano esplodere le viscere, insomma in questo, venne frustato, e la tortura probabilmente più brutta quella delle pinze roventi con le quali vengono estratte le unghie e tagliati i capezzoli. Dopo viene impiccato, così una delle morti veramente più brutte, se così possiamo dire, nell'Antrucci, che appunto viene inflitta a un generoso patriota sardo che morirà all'età di 33 anni. Però guardate bene che questa fiamma rivoluzionaria non cadrà nel vuoto, perché politicizzerà i banditi dalla Gallura, e in questo emerge una figura importantissima del banditismo gallurese, che è Agostino Gosciu, Piticcu a soprannome per la sua piccola statura. Agostino Gosciu seguirà le avventure del Francesco Sannacorda e del Francesco Cilocco e resterà profondamente deluso quando Pietro Mamia, uno dei suoi idoli di gioventù, tradirà poi l'impresa rivoluzionaria. Quando alcuni pastori tempiesi andranno a proporre a Gosciu di partecipare all'assalto della città regia di Tempio per appunto abbattere le istituzioni regie, sarà appunto nell'agosto del 1819 uno dei primi non soltanto ad accettare ma anche evidentemente a propagandare l'idea di ribellione. Per questo possiamo considerarlo un bandito giacobino di vivissima intelligenza, che pur non sapendo scrivere si avvaleva di un servo, Sebastiano Fiori, cosiddetto Pulicino, che era una sorta di scrivano che annotava insomma tutte le sue idee, tutte le sue trovate, non so cosa possiamo dire. Un episodio appunto molto importante, l'ammutinamento della Gallura, che si è fatto dal 1819 al 1825, c'è un'epoca in cui il banditismo gallurese si colorerà veramente di connotati politici e cercherà di attaccare direttamente le istituzioni regie piemontesi. A causa di questo ammutinamento della Gallura, il 23 settembre del 1819 Agostino Gosciu viene arrestato. Alle 8 di sera dello stesso giorno viene sottoposto ad un interrogatorio dove appunto gli inquirenti chiedono di svelare i nomi dei complici. Lui non fa altro che confermare che i Gianni Bottini non tradirà gli altri. Per questo motivo non godrà appunto della scarcerazione né di benefici dell'indulto generale. Si riesce ad evadere, non sappiamo bene come, ma riesce ad evadere e diventa compagno indivisibile del bandito Giovanni Mazzicrudu. Questo bandito Giovanni Mazzicrudu, assieme appunto a Agostino Gosciu, si renderanno protagonisti dell'attacco più diretto, perché guardate non è stato di grande intensità come spargimento di sangue, ma sicuramente l'attacco più diretto a un simbolo della statualità piemontese. Nel 1823 erano appena stati istituiti i carabinieri, giusto per capirci. Il 7 settembre del 1823, quasi in risposta, quasi come aperta sfida a questa nuova presenza sul territorio gallurese, si ha l'agguato di Montemaiuri, di Nuraghe Maiuri, scusate, una colonna, un rappello di 10 carabinieri che si recavano alla Basilica di Loro Santo per la festa, vengono assaltati dai banditi della banda appunto di Gosciu e 3 esattamente rimangono feriti mortalmente, gli altri 7 riescono a salvarsi divincolandosi tra la vegetazione, tra i macigni della regione. Che significato ha questo attacco? È un attacco diretto allo Stato, cioè lo Stato cerca di
controllare, pattugliare la regione con un nuovo corpo, e la banda appunto di Bush risponde direttamente a questo tentativo di controllo sociale, politico della regione. Ovviamente questo non poteva passare inosservato. Il conte di Saint-Front, un colonnello appunto dei carabinieri, istituirà in questo senso una indagine che appurerà che è proprio Bush il responsabile di questo omicidio. Ecco qua che si avvale nuovamente di salvacondutti e delle grazie. Cosa fa? Si rivolge agli ex complici di Bush, rivolgendosi alle persone che hanno partecipato fino a questo momento con lui alle sue imprese, che sono Pietro Petrasso, i fratelli Nanni, cosiddetti, e Antonio Rustaggia, e gli promette un salvacondotto evidentemente temporaneo se evidentemente queste persone riuscivano a consegnare alla giustizia il Bush e Mazzicudu, ormai divenuti il terrore della Gallura, e ancora più terrore perché appunto avevano una venatura politica delle loro dimostranze. Agostino Bush verrà ritrovato il 28 dicembre del 1823 morto avvelenato, cioè questi tre complici avevano messo del vino, nel veleno del vino, mentre Giovanni Mazzicudu con la scusa di richiedere un chiarimento verrà ammazzato sparandogli a bruciapelo. Quindi in questo si chiude evidentemente l'avventura di questo bandito giacobino. Anche in questo caso i complici, che poi evidentemente saranno i suoi traditori, non poterono godere della grazia generale per le circostanze piuttosto misteriose nelle quali appunto si era verificato questo omicidio. Chiudo. Nel 1800, con l'istituzione e con l'introduzione, abbiamo detto, delle chiudende, appunto il 6 ottobre 1820, la questione della, se così possiamo dire, instabilità sociale dell'isola aumenterà notevolmente. Insieme evidentemente alle leggi delle chiudende avremo le leggi del 1858 al 1865 che proibiranno e aboliranno i diritti da imbrivio cosiddetti, cioè i diritti che la collettività vantava in maniera comune e collettiva appunto sulle terre, e questo non faceva altro evidentemente che, unitamente alla guerra doganale tra Italia e Francia tra il 1880 e il 1894, ad accrescere evidentemente quella che era la instabilità sociale della regione. Possiamo dire però questo, che la figura di bandito che si svilupperà nel corso della seconda metà dell'Ottocento, tra il 1850 e il 1870, è lontano dai banditi che abbiamo visto prima, da Francesco Brundano, da Salvatore Anchita, dallo stesso Corbetto, che nel 1894, nonostante evidentemente abbia contribuito in maniera attiva alla liberazione dei due mercanti francesi Pat e Pral, rifiuterà la ricompensa di 20.000 lire, in cui dice cavalleresco di 180. Il bandito che invece si crea dal 1840 al 1850 è diverso, sono i fratelli Serrasanna, Elias e Jacob Serrasanna, che pensate avevano una proprietà come qualcosa come 400 capi di bestiame da banditi e vantavano grandi risorse liquide. Sono appunto Vincenzo Fancello, Noto Berlina, che nel 1897 addirittura verrà a fare dei pregoni, proclamandosi delegato speciale di campagna e proibendo a chiunque di andare a lavorare nel terreno di Antonio Dore, con il quale ha avuto una lite per pochi soldi. O Paolo Solinas di Sarulle, che per un'inimicizia con il maestro impedirà che tutta Sarulle andasse a scuola per un anno. Affermato che era perché ti voleva bene. Quindi voglio dire questo, che la figura di bandito romantico, di bandito politico che appunto abbiamo affermato, sicuramente con l'istituzione delle chiudende, quindi con l'entrata, se così possiamo dire, all'interno di quel maquis resistenziale che abbiamo detto prima, della logica del profitto, della logica della divisione delle terre, quindi una mentalità di proprietà collettiva delle terre, ha indubbiamente creato e ha cambiato la stessa fisionomia dei banditi, di questo bandito romantico, di questo bandito, se così possiamo dire, ai margini della società per scelta, caratterizzato da una venatura, se così possiamo dire, di una vita travagliata, sofferta, molto ben riassumibile nelle parole del poeta bandito di Burgos, Giuseppe Salis, dedicate alla sua amata, no? Bella che non ti posso visitare, ti mando sa columba in bascialora, proispirisi sessana bella flora,
e cunissa notizia al midare, e conserva decoro budaggiare che di desinadie o io d'incanto preschire canto d'amo e canto so sospiro stindampo a inviare. Grazie. Grazie Antonio Flore.